Mercoledì 27 novembre è una data che ci ricorderemo perché è stato il giorno in cui il Parlamento ha votato la nuova Commissione europea. Nelle ultime settimane mi avete sentita parlare spesso dell'avanzamento delle audizioni e del dibattito sul sostegno alla nuova squadra della Presidente Ursula von der Leyen. So già la domanda che mi farete, ma perché il Partito Democratico ha sostenuto questa commissione? Innanzitutto perché riteniamo che il PD e il gruppo SD possano rappresentare un punto di equilibrio nell'arginare la deriva a destra della Commissione europea. La nostra bussola deve rimanere l'accordo dello scorso luglio, quando abbiamo dato il via libera alla seconda presidenza von der Leyen, un accordo che vede un asse tra popolari, socialisti e liberali, cioè tra le forze europeiste, che portano avanti l'idea di realizzare gli Stati Uniti d'Europa. È vero che in questo Parlamento per la prima volta gruppi di destra e di estrema destra registrano numeri rilevanti. Del resto, su 27 paesi europei, 22 vedono al potere governi di centrodestra e solo 5 governi di centrosinistra. Ma non dimentichiamoci che il Parlamento è il luogo di rappresentanza e simbolo di democrazia, dove siedono persone che la pensano diversamente. Ci sarebbe da preoccuparsi se non fosse così. La politica sta proprio nel confronto rispettoso e costruttivo all'interno di queste dinamiche. Vogliamo che l'Unione Europea continui ad avere un governo in cui i valori vengano tutelati. Il PD non può abdicare di fronte al suo ruolo di responsabilità per realizzare questo compito. Abbiamo infatti la responsabilità di difendere la pace, la sicurezza dei cittadini europei. Dobbiamo continuare la lotta al cambiamento climatico e garantire i progressi in difesa dell'ambiente conquistati durante la scorsa legislatura. Abbiamo il dovere di sviluppare l'Unione Europea della Salute, combattere per le donne contro le discriminazioni e la violenza, insistere per realizzare un bilancio comune, con risorse necessarie ad aiutare le nostre imprese a rimanere competitive. Abbiamo votato sì a questa commissione ancora più convintamente dopo la vittoria di Trump negli Stati Uniti. Trump che vuole imporre il modello autocratico su quello democratico europeo. Lo farà con i dazi al nostro sistema alimentare, ma lo farà anche, pensate, proponendo lo scioglimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo farà negando il cambiamento climatico. Per tutte queste ragioni, i socialisti e il Partito Democratico non possono di certo permettersi di alzare bandiera bianca in segno di resa. Unione Europea debole, un'Europa divisa è il più grande regalo che possiamo fare a Putin e ai sovranisti. Non possiamo permettercelo.